Quando arrivano i soldi da Roma, entreranno in Banca d'Italia, nel conto della Banca d'Italia, noi per erogare sui singoli conti abbiamo bisogno che queste persone ci portino gli scontrini delle cose, perché è la legge che lo prevede. È la notizia del giorno, niente scontrini, niente ristori, così per tutti i veneziani sommersi dall'acqua alta del 12 novembre scorso. Il principio vale naturalmente per i nuovi acquisti che andranno a sostituire i vecchi rimasti allagati o danneggiati. Le ricevute di pagamento dovranno essere presentate sia dai privati che dalle aziende. Quando viene approvato il costo e viene finanziato, ti viene dato il corrispettivo sulla base appunto dello scontrino che porti del riacquisto del bene. Diversa la procedura di richiesta che potrà essere inoltrata via internet o cartacea tramite i CAF per i privati, con quest'ultimi che per gli indennizi fino ai 5.000 euro dovranno compilare un apposito modulo. Conviene andare in lettera C e avere tutto il danno che hai ricevuto perché è semplificato, piuttosto di fare chissà che conti, ecco perché serve un'assistenza specifica. Per quanto riguarda le imprese e i risarcimenti fino a 20.000 euro, in fase di accordo la convenzione per l'assistenza gratuita per la compilazione dei moduli. Ma io penso che la prossima settimana, a metà settimana, secondo me sono già pronti per mandare avanti le norme, mandare avanti le domande. 30 giorni il governo, perché c'è scritto nell'incarico di commissario, rispetteremo quei tempi, entro quei tempi là, e io penso che 2 mesi dovrebbero avere i soldi contanti. L'acqua alta eccezionale di Venezia nelle prossime ore, in tarda mattinata, verrà discussa nell'Aula del Senato con apposita mozione e quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. E intanto gli albergatori veneziani, che fanno capo alla medesima associazione, chiederanno a tutti i loro ospiti un contributo di €1 per la città, donazione che verrà versata sul conto aperto dal Comune.